nei nuovi programmi scolastici vi è anche l'educazione alla empatia affettiva e relazionale. Questo l'ha fatto questo governo, questo ministro, non l'hanno fatto né altri governi né altri ministri. Devo dire che è questo su cui noi dobbiamo puntare. Educare al rispetto, educare a relazioni positive, a rispettare i no, a rispettare i confini della donna e più in generale. Così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara in visita alla 34esima edizione di Job Orienta, il Salone Nazionale dell'Orientamento della Scuola della Formazione e del Lavoro a Verona Fiere. Il ministro rivendica quindi l'educazione alle relazioni, al rispetto e all'empatia, secondo lui vero contrasto alla violenza di genere. Parole che arrivano dopo la furiosa bagarre scoppiata alla Camera contro chi lo accusava di aver fatto un passo indietro sulla legge sull'educazione sessuaffettiva. Noi abbiamo avviato anche delle buone pratiche. Devo dire che Indire inizierà proprio ai primi di gennaio i corsi di formazione dei docenti, hanno già risposto circa 2000 scuole per quanto riguarda la formazione dei docenti, in particolare scuole superiori. E quindi tutto questo è una novità assoluta. Intelligenza artificiale e il progetto 4+2, il percorso scolastico che dal prossimo anno da sperimentale diventa ordinamentale, i temi al centro del suo intervento davanti a centinaia di studenti. Due temi su cui il Ministero a cui ha rivolto una grande attenzione. Ricordo che siamo stati fra i primi paesi al mondo ad avviare la sperimentazione dell'utilizzo di questi apparati virtuali per favorire il miglioramento degli apprendimenti per i nostri giovani e dall'altro abbiamo varato questa riforma importante che collega scuola tecnica e professionale con il mondo del lavoro proprio per offrire delle qualifiche ben retribuite in tempi più rapidi e quindi opportunità occupazionali significative a tanti giovani. Non sono però mancate le polemiche. All'arrivo del ministro in fiera, una studentessa è intervenuta contestando il suo operato e denunciando quanto il sistema scolastico attuale non sia gratuito e accessibile a tutti. Ministro, lei lo sa che per andare a scuola uno studente deve pagare 1170 euro circa? La scuola è effettivamente aperta a tutti o è solamente per chi se lo merita? La scuola è gratuita, non sa quanto paga una famiglia? Scusi, non può rispondere agli studenti? Scusi, non risponde agli studenti? È dall'inizio del suo mandato che le chiediamo delle cose precise.